Formazione professionale in Sicilia, parte la rivoluzione. Abolito l'avviso 20, via libera al piano giovani e soprattutto vanno in soffitta i corsi inutili, quelli senza alcuna finalità diretta nel mondo del lavoro. Del tipo esperto in criminologia e scienze forensi, progettista a spazi abitativi, operatore a bronzatura artificiale, attore teatrale, di prosa, tecnico dell'abito da sposa tradizionale, addetto alla realizzazione di arredi sacri ed altri ancora. Tra le novità il fatto che il 75% dei corsi è a carico del Fondo Sociale Europeo, un finanziamento di circa 170 milioni, più di 100 in meno rispetto all'annualità dell'avviso 20 registrato dalla Corte dei Conti. Nel piano giovani verranno compresi anche i soggetti delle fasce svantaggiate e a rischio di marginalità sociale o a bassa scolarità o livello formativo, con l'obiettivo di facilitarne l'inserimento nel mercato del lavoro. L'amministrazione regionale intende procedere, sottolinea l'assessore regionale Nelly Scilabra, nei limiti delle risorse a ciò destinate alla riedizione dei percorsi formativi realizzati con successo nell'annualità 2012-2013 sull'ambito Forgio dell'avviso Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana. La riedizione dei pacchetti formativi nell'ambito citato, prosegue la circolare, non potrà superare l'85% del volume economico dei singoli pacchetti come approvati e finanziati nell'annualità precedente. Insomma, gli enti dovranno effettuare una bella potatura dei corsi, eliminando quelli che sulla base dell'analisi della Regione vengono definiti sovradimensionati ai bisogni formativi. La novità maggiore, infine, è il patto di integrità sottoscritto da Regione ed enti. Questi ultimi si impegnano attraverso diversi strumenti al rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza e all'impegno anticorruzione e antimafia. Previste norme che limiteranno al massimo i casi di parentopoli, non potranno essere assunti parenti dei dipendenti regionali e di persone che abbiano interessi nel mondo della formazione siciliana. Addio quasi all'avviso 20, insomma, inizia l'era del piano giovani.